OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB, ha annunciato nei giorni scorsi i vincitori del bando da 200.000 euro Brave Action for a Better World, nato per sostenere i progetti delle organizzazioni non profit che si sono mobilitate durante l'emergenza Covid. I vincitori scelti tra oltre 672 candidati sono Terre des Hommes, Italia Onlus con il progetto Spesa Sospesa e Italiello con Job Clinic Online, due organizzazioni italiane che potranno realizzare i loro progetti. Siamo due organizzazioni che lavorano per favorire l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. Italia Law lavora sul tema dell'accesso alle informazioni, mentre il Joel Nafuma Refugee Center si occupa di fornire servizi di accompagnamento e inserimento lavorativo in presenza. A causa dell'emergenza Covid ci siamo resi conto di quanto passare al digitale fosse per noi fondamentale e strategico. Grazie ad OTB potremo realizzare un servizio, una piattaforma web per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Dal 2018 abbiamo già inserito 104 rifugiati in posti di lavoro stabili e ora grazie a questo strumento speriamo di poterne inserire molti di più. Sin dalla prima emergenza Covid abbiamo attivato insieme a Spesa Sospesa, un progetto ideato da Comitato Lab 00 e insieme a Regusto, una piattaforma che ci ha permesso di distribuire in maniera capillare aiuti alimentari a oltre 9.000 persone in tutta Italia, lavorando su 7 comuni specifici. Grazie al finanziamento, al sostegno di Hold It Brave Foundation, riusciremo a raggiungere altre 5.000 persone in 5 comuni, garantendo tracciabilità dei prodotti che entrano in filiera, garantendo il supporto alle aziende del territorio e soprattutto la tracciabilità fino all'ultimo miglio degli aiuti alle famiglie. Nell'iconica sede di OTB a Breganze nel Vicentino, rappresentanti delle due realtà hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Con l'arrivo del Covid, OTB Foundation è forse una delle fondazioni più attive in Italia. La nostra scelta è stata quella di andare direttamente a risolvere il problema sul campo di battaglia e non fare delle donazioni elargite che poi per me sono molti sassi che entrano nello stagno e si vede sempre molto poco. Per cui abbiamo assistito direttamente più di 60 ospedali in Italia, 32 case di cura, fornendo loro mascherine, respiratori, anche queste macchine pazzesche della NASA che purificano l'aria, la rendono praticamente senza virus. E poi ovviamente la grande assistenza a questo aumento di violenza sulle donne, dove noi diamo l'assistenza psicologica e diamo anche l'assistenza legale, oltre che a fornire anche un lavoro. In più, quando riusciamo, cerchiamo di trovare loro un alloggio per loro e per i loro figli se hanno bisogno di uscire dall'ambiente dove vivono. Sono arrivate veramente tantissime candidature, siamo oltre 700 e sono tutte organizzazioni italiane che si sono dedicate quest'anno al Covid, tematica appunto molto importante in questo momento. Le due entità che hanno vinto hanno accolto in pieno i criteri che sono alla base di OTB e OTB Foundation, che sono l'innovazione, la concretezza, la sostenibilità e anche la rendicontabilità che poi noi richiediamo. Le due organizzazioni che hanno vinto sono piaciute molto, una in particolare a Terre des Hommes perché aiuta in modo concreto e diretto fornendo i pacchi alimentari, quindi andando incontro a un bisogno reale. La seconda organizzazione, Italia Law, ci è piaciuta molto perché è una start-up innovativa che va a digitalizzare un fabbisogno concreto, che è quello di andare a aiutare i rifugiati e tutta quella popolazione che in questo particolare momento risulta svantaggiata.